succedono un sacco di cose. E la prima cosa che succede è che siamo noi che dobbiamo mandarvi l'altro 20%, quello che spetta a loro. E lì inizia ad avere delle leve di potere da utilizzare. Perché gli puoi dire, siccome li incassati io, magari li usiamo per far tornare quei soldi che non ci hai reso, li scaliamo da quei 10 miliardi che ci devi, o no? Oppure gli dici, volete questo 20%? Contrattiamo, tirate via le servitù militari, leva le servitù militari e poi ti faccio il versamento. Perché la politica è fatta anche di questo, purtroppo. Perché a me nei miei sogni, io avrei voluto giocare nella nazionale sarda di calcio, non fare qui. Ma quelli sono i sogni. La realtà invece è che si usano gli strumenti che si hanno. E ditemi quali strumenti abbiamo. Abbiamo la forza dei numeri, abbiamo la possibilità di ribaltare i rapporti di forza con l'Italia sulla base dei numeri. No, in Italia siamo piccoli, dobbiamo dircelo. Strano paradosso. In Europa invece siamo grandi. Sapere che al summit dei piccoli stati d'Europa, a cui hanno partecipato 10 stati europei indipendenti, la Sardegna non sarebbe stata invitata perché il limite massimo di popolazione per partecipare era 1 milione di abitanti. Cioè, se avessimo fatto la richiesta di partecipare ci avrebbero detto: no, scusate, voi siete una grande nazione, non potete partecipare. Guardate quanto è strano il mondo, siamo piccoli per l'Italia, 1 milione contro 60, ma siamo grandi per l'Europa, dove Malta 400.000 abitanti ha 5 europarlamentari, l'Estonia 1,5 milioni di abitanti, 7 europarlamentari, la Slovenia 2 milioni di abitanti, 7 europarlamentari. Che strano, eh? Beh, noi possiamo dire, noi abbiamo questo 20%, adesso contrattiamo, perché la forza dei numeri ce l'abbiamo, la forza, diciamo, della violenza a noi non interessa. Altre esperienze indipendentiste hanno percorso per la strada, a noi non interessa. A noi serve potere, avere la cassa, avere i soldi in cassa è una forma di potere concreto, perché una volta che loro li incassano tu puoi andare di là, puoi sbattere il casco a terra, puoi sbattere la testa a terra, ti puoi dare fuoco come i bonzi tibetani, i soldi se li sono presi e non te li rendono, e non lo fanno da anni. Allora, soltanto un provvedimento, e io credo che quello l'impatto di governo debba essere il primo provvedimento, i primi non 100 giorni, le prime 100 ore, tu riacquisisci 1 miliardo e 700 milioni di euro, tu riacquisisci potere rispetto allo Stato, tu riacquisisci la capacità di dimostrarti un legislatore che sa utilizzare lo statuto di autonomia, spremere quello che c'è di buono dentro per superarlo, tu dimostri che hai già oggi la capacità di agire da Stato. Se già oggi sai agire da Stato, non c'è niente che può fermarti dal divenirlo in domani. Grazie.